Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 e come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite abbiamo il direttore generale della Sanità del Veneto, un incarico molto importante, soprattutto in questo momento che è davvero difficile. Collegato abbiamo anche il presidente della provincia Fabio Bui, tra poco dovrebbe intervenire anche il senatore De Poli, perché tutti volevano sentire cosa dicevo questa sera il direttore generale della Sanità del Veneto. È da guardare il futuro imminente la settimana prossima, domani, dopodomani, con una certa, tutti dicono che deve ancora arrivare perché negli altri paesi si è già espanso di più questo virus. Cosa succederà? Riusciremo a mantenere i numeri in calo oppure dovremo stare attenti, molto attenti, come diceva anche oggi il ministro Speranza e anche il Conte, il Presidente del Consiglio, oltre ai problemi che ha, dobbiamo stare molto attenti perché potrebbero arrivare dei numeri ancora impensabili e all'estero questi sono già arrivati, potrebbero arrivare anche qui, dottor Flor? Ma quello che sta succedendo nel mondo è di nuovo una riaccensione dell'epidemia, che poi sia la seconda, la terza ondata, qui poco importa. Molti paesi in Europa e anche in tutti i continenti hanno un numero di casi che sta crescendo e quindi c'è molta preoccupazione per questa cosiddetta terza ondata. Anche alcune regioni italiane che avevano scollinato, diciamo, prima di noi, oggi vedono una riaccensione dei casi. Noi siamo in un momento da alcuni giorni, lo dico con grande cautela, in lieve flessione sui casi di malattia che troviamo, sui nuovi ricoveri e anche sull'occupazione dei posti letto in rianimazione. Non abbiamo abbassato la guardia neanche di 1 millimetro, continuiamo, l'avevamo detto prima, continuiamo a raccomandare con forza il rispetto delle regole individuali. Ho sentito il Presidente della Regione invocare la zona rossa della provincia. Bisogna che ricordiamo, stiamo invocando una chiusura e un blocco collettivo perché non siamo abbastanza bravi con il comportamento individuale. Sì. E quindi questa è una cosa sulla quale dobbiamo ragionare, perché tutti noi non vogliamo la zona rossa, ma la chiediamo. Perché chiediamo la zona rossa? Perché evidentemente troppe persone non si comportano correttamente. Allora, sarà zona rossa, cosa volete che vi dica? Quando torneremo a riempire gli ospedali, torneremo ad avere malati in numero che cresce invece che scalare, per forza bisogna adottare misure di maggior rigore, di contenimento, di restrizione. Questo non so quanto siamo consapevoli e ognuno di noi è consapevole che il comportamento sbagliato induce poi chi ha la responsabilità di prendere decisioni a misure restrittive collettive per tutti e quindi io ricordo che a un certo punto per 2 mesi, a marzo e aprile, dovevo avere l'autocertificazione per fare quei 300 metri che separano la mia abitazione dall'ospedale. L'autocertificazione perché dovevo motivare perché uscivo di casa. Ecco, se vogliamo questo basta che continuiamo a comportarsi in maniera irresponsabile. Ecco, abbiamo detto per quello che bisogna essere. Senta, direttore Flor, ritorno un attimino a parlare per quanto riguarda i morti, perché ovviamente i negazionisti, tutti quelli che ovviamente non rispettano nemmeno ovviamente le persone che sono decedute, continuano a dire ma è morto perché è anziano, è morto perché aveva delle patologie pregresse. Oggi la dimostrazione che muoiono gente, amici, anche molto più giovani di 55-56 anni che non hanno mai avuto nessuna patologia in essere, però sono morti, però questi sono lì e dicono ma sì, apriamo tutti, continuiamo a vivere tutti. Cosa pensa di queste persone? Che non sono persone intelligenti. Non hanno capito. Uno che oggi nega un'epidemia come quella che stiamo vivendo, che io credo nessuno di noi ha mai vissuto un'epidemia come quella che stiamo vivendo, io credo non sia una persona intelligente.
Ma secondo lei per quale motivo lo fanno? Cioè, perché Non ho idea. proprio una questione di intelligenza, di fronte a morti, di fronte a casi gravi, di fronte alla sanità del Veneto, di tutta Italia e di tutto il mondo, che stanno lavorando chiaramente in maniera incredibile per far guarire questi ammalati, c'è gente che invece, ma sì, viviamo tutti, usciamo tutti, cosa vuoi che sia. Io credo non ci sia un paese al mondo Ci hanno tolto la libertà, sembra che sia stato tutto apposta. Certo. Io credo non ci sia un paese al mondo che non ha avuto morti da questa epidemia. Io non rientra nella mia capacità di capire che cos'è che stiamo negando. Io non riesco a capirlo. Cos'è che stiamo negando? Allora, è giusto che lo dicesse anche lei, insomma, perché il pensiero di questi è questo, cioè il pensiero di questi. No, io non so che pensiero hanno, non ho la più pallida idea di che pensiero abbiano. Quando diciamo in tutti i paesi del mondo non ce n'è uno che non abbia avuto morti da questa epidemia. Quindi potrebbe esserci l'emisfero, potrebbe esserci l'Europa, il continente, lo Stato, la razza, la genia, le origini. No, qui sono morti i bianchi, i rossi, i neri, sono morti nel sud-est asiatico, sono morti nell'emisfero australe, sono morti nei paesi nordici. Cos'è che neghiamo? Insomma, chi nega questa cosa dovrebbe toccare la sedia e dire sono desto. Certo. Senta, direttore Fror, per passare questo c'è bisogno che la maggior parte del popolo venga vaccinato. Quindi siamo pronti, io dico, per essere vaccinati in tempi brevi la maggior parte degli italiani con un secondo richiamo, abbiamo nelle aziende ospedaliere i medici, gli infermieri, il personale che riesca a coprire le vaccinazioni di tutti gli italiani o della maggior parte degli italiani che ovviamente dovrà farlo? Allora, oggi non abbiamo un'alternativa vera alla vaccinazione. C'è la storia naturale dell'epidemia e possiamo dire lasciamo che l'epidemia va come deve andare perché non abbiamo strumenti e quindi dobbiamo rincorrere le manifestazioni e i sintomi, oppure mettiamo in campo uno strumento. Oggi lo strumento messo in campo si chiama vaccinazione, abbiamo disponibili un primo vaccino, da domani ne potremmo iniziare un secondo, a fine mese ne potremmo iniziare un terzo, al momento abbiamo una dotazione ridotta di dosi di vaccino, saremo in grado di farne molto di più di quelle che abbiamo disponibili, ci rendiamo conto, utilizziamo tutte quelle che riusciamo ad avere e nel momento in cui avessimo tantissime dosi e potessimo vaccinare tantissime persone, questa diventa la priorità assoluta del servizio sanitario. Quindi oggi ho sentito il Presidente Zaia che diceva che per lui il Veneto, prima se arriva il vaccino, prima dell'estate, di agosto, insomma, lui riesce a vaccinare tutti. Mi conferma questo? Beh, noi dovremmo convogliare tutte le risorse perché questa è la priorità assoluta in questo momento per il servizio sanitario. Cioè, in questo momento noi dobbiamo cercare di contemperare le esigenze delle cure a chi non ha la malattia da coronavirus, a chi ha la malattia da coronavirus, ma l'intervento di vaccinazione o l'intervento di prevenzione riguarda tutti, nessuno escluso, quindi diventa la priorità numero uno perché riguarda tutte le categorie, riguarda tutti i tipi di ammalati, tutti i tipi di sani, tutte le fasce di età, quindi diventa la priorità assoluta e io credo che noi chiediamo di avere tante dosi di vaccino per essere in grado di vaccinare tutte le persone che devono essere vaccinate. Da quanto ne risulta, questo secondo lei è una cosa che potrà accadere realmente? No, noi oggi viaggiamo con 40-45 mila dosi di vaccino a settimana, le dosi che abbiamo ricevuto ieri le somministriamo solo in parte perché le stiamo accantonando per il richiamo che inizierà la settimana prossima, però noi sappiamo che a fine gennaio avremo vaccinato tutto il personale sanitario, avremo vaccinato tutto il personale e gli ospiti delle RSA e avremo cominciato il richiamo perché lo cominciamo appunto la settimana prossima. E quindi stiamo pensando a un programma per
febbraio, dove avremo di nuovo tutte le persone dei servizi pubblici essenziali e cominceremo con le classi di età più avanzate gradualmente per arrivare il prima possibile a vaccinare. Direi avremmo fatto molto quando abbiamo fatto il primo 1.000.000 di persone. Ecco, il vaccino è abbastanza sicuro, giusto? Dicono che ha una copertura del 90-95%, giusto, dottor Flor? Guardate, lo vedremo, il vaccino dà una reazione, come si dice, una risposta immunologica dopo la prima somministrazione, una seconda somministrazione è prevista a distanza 20 giorni ed è un rinforzo rispetto alla prima vaccinazione. Vedremo fra 6 mesi quale sarà il risultato no, quello della che dicono gli scienziati che è una copertura. Gli scienziati, noi oggi non abbiamo alternativa, dobbiamo prendere il vaccino e vaccinare. Le dico perché, le dico il motivo per cui le ho fatto questa domanda, perché da un laboratorio molto serio del professor Doshi, che fra l'altro un articolo che è uscito dal Medical Journal della British, dice che i numeri sono in parte alterati poiché l'analisi è stata fatta sui sospetti Covid-19 e Covid-19, vabbè, sintomatici, non confermati. Il dato dei malati è quindi molto incerto e questo porta a un'efficacia del vaccino molto minore con una riduzione del rischio relativo del 19%. Anche dopo aver rimosso i casi verificatisi entro 7 giorni della vaccinazione, l'efficacia del vaccino rimane bassa, dal 29 al 30%. Per capire però il decorso della malattia ci si deve riferire il tasso di ospedalizzazione al numero delle terapie intensive e ai decessi. Ed è questo anche l'unico modo per capire la reale capacità dei vaccini di contrastare la pandemia. E poi dice alla fine, ecco, quindi avremo bisogno di ulteriori dati. L'abbiamo messo per iscritto perché se fosse così sarebbe una notizia davvero tremenda, credo, dottor Flor, che se questi vaccini avessero un'indicenza. Poi mi sono informato da certi professionisti, da certi del comitato scientifico e mi hanno detto, non hanno voluto dirmi il nome, però mi hanno detto ma qui ci sono degli interessi dall'Inghilterra. La domanda che le faccio, stanno giocando sulla vita degli uomini anche con i vaccini secondo lei o cercano di fare le cose seriamente? Beh, guardi, i vaccini sono verificati dalle autorità scientifiche che gli stati hanno nominato per essere un po' sicuri che quello che ci viene somministrato, compresi tutti i farmaci, abbiano un livello di efficacia, cioè diano risultati. Noi ci fidiamo di questi enti per tutti i farmaci che vengono messi in commercio. Io concordo su quell'affermazione quando dice che il dato vero sono i dati delle ospedalizzazioni, delle rianimazioni, perché quello non è un indicatore costruito, è un dato che tu conti. Eccolo qui. Dico però che noi vacciniamo tutti, perché non sto a vedere se sono i sospetti o non i sospetti, noi vacciniamo tutta la popolazione. Noi non abbiamo oggi un'alternativa a non vaccinare. Cos'è che facciamo? Arriva un vaccino e lo utilizziamo, ne arriva un altro, lo utilizziamo, ne arriva un terzo, lo utilizziamo. L'alternativa cos'è? No, è tutto giusto, però le pongo un problema perché questo laboratorio è un laboratorio serio, non è uno di picco pallino, insomma, è affidabile come quella stessa laboratorio. Persona dice, ma sai, i falsi positivi, i dubbi, i falsi negativi, gli asintomatici, e dice, guardiamo i ricoverati. Ora io credo che fra qualche mese diremo guardiamo i vaccinati e guardiamo i non vaccinati. Io ogni tanto scherzosamente dico alla gente andate a curarvi dove si curano i medici. Io ho visto che i medici si stanno tutti vaccinando. Ecco, a proposito, cosa pensa di quelli che invece non vogliono vaccinarsi? Visto, le faccio la domanda a quelli che... Allora, la vaccinazione è libera, non è obbligatoria. Viene offerta a tutti gratuitamente. Se qualcuno ha un'idea migliore, è giusto che persegua la sua idea. Oggi il livello scientifico, i servizi sanitari di tutto il mondo mettono a disposizione una vaccinazione. Se qualcuno ha idee migliori, basta che ce le dica, ce le fornisca, che ci dica qual è la soluzione che è migliore del vaccino e cercheremo di ragionarci. Io non ho visto soluzioni diverse o migliori.
e all'opzione vaccinarsi o non vaccinarsi, non occorre che mi chieda cosa penso, noi vorremmo vaccinare tutta la popolazione, ma semplicemente perché oggi è lo strumento che viene individuato. Però prima il dottor Flor per i negazionisti mi ha detto che sono delle persone poco intelligenti, quelli che non capiscono che c'è il vaccino. Invece su questo mi ha detto do libera scelta a loro nel ragionamento. No, allora, il vaccino non è obbligatorio. E se uno ritiene di non vaccinarsi, è liberissimo di non farlo. Però va anche, se io le faccio una domanda, prendo il vaccino e Ma guardi che se io fossi sicuro che il vaccino mi protegge al 50%, guardi che lo faccio. Sì, no. Mi tolgo il 50% di probabilità di ammalarmi. È vero. Però vuole che non lo faccia su un vaccino di cui si dice il 95%? Le faccio una domanda tecnica, direttore Flor, perché poi lei è anche medico. Io prendo il vaccino, prendo tutte le somministrazioni, passa il tempo, sono al 95% sono riparato da qualsiasi. Se vado vicino a uno invece che non ha fatto il vaccino e che ha il Covid, io che ho fatto il vaccino sono soggetto a rischio lo stesso oppure no? Non so se l'ho posto bene la domanda. Insomma. No, il vaccino riduce il rischio di ammalarsi. E quindi anche se vado vicino, se bacio la mia fidanzata che ha il Covid, che non si è fatto il vaccino, guardi, non rischio avendo fatto il vaccino? Guardi, allora, noi sappiamo che a un certo punto, quando una quota di popolazione sarà vaccinata, il virus girerà molto meno, perché quando abbiamo vaccinato l'80% delle persone, su 10 persone ce ne saranno 2 non vaccinate e quindi ci sarà una bassissima possibilità di trasferire il virus. Certo, questo lo facciamo pensando che i vaccinati non sono più suscettibili di malattia, non si ammalano. No, perché io lo farò, però magari mi ha tolto. Non si ammalano e non trasmettono la malattia. Fabio Bue vuole intervenire su questo? No, io mi auguro solo che si cominci a mettere in azione questa fase vaccinale. La sanità qui nel Veneto sta dimostrando di funzionare. Non possiamo oggi contestare come sta reagendo tutto il servizio sanitario veneto per il contrasto alla pandemia. Ciò che oggi però dobbiamo mettere in campo, ma riguarda la parte politico-amministrativa, tutte quelle iniziative a supporto della sanità. Nel momento in cui io dico basta col metodo arcobaleno che non fa più capire niente a nessuno e auspico la zona rossa, è proprio perché, come diceva il dottor Flor, probabilmente c'è bisogno di assistere quella fase di responsabilità che talvolta per responsabilità individuali è mancata, ma anche per una grande confusione poi nell'applicazione di quelle norme, anche per una certa stanchezza nell'applicare quelle norme spesso contraddittorie e confuse. Oggi, nel momento in cui stiamo dicendo zona rossa, dobbiamo anche dire rimborsi immediati a quelle attività che stanno subendo dei danni irreparabili e che probabilmente chiudono. Allora la zona rossa perché è importante? È importante per ridurre al massimo il tempo dell'espansione del contagio e non la diluizione di questo contagio, perché noi non dobbiamo diluire il problema, dobbiamo risolverlo il prima possibile, perché nella diluizione facciamo sì che le aziende continuino sempre più a star male. Quindi rimborsi immediati alle aziende che veramente subiscono questi danni dalle chiusure, un rimborso che sia parametrato naturalmente sul fatturato del 2019, dopo vediamo la percentuale, io ho lanciato l'80, ma dopo vediamo la percentuale. Però oggi più che mai dobbiamo dare assistenza a tutto il mondo sanitario che è in prima linea e che sta operando bene col massimo delle forze. Però al mondo sanitario
dobbiamo dare assistenza con la nostra responsabilità individuale e con la responsabilità di tutti gli amministratori di dire poche cose ma cose certe. Certo, grazie, so che ci deve lasciare, grazie Presidente, buon lavoro anche a lei, grazie Presidente. Grazie. Ciao, buonasera. Allora, ritorniamo a parlare, quindi adesso arriveranno 40.000, però so che aumenteranno nelle prossime settimane le dosi che arriveranno dei vaccini, perché ci saranno anche altre ovviamente aziende che produrranno questo vaccino, quindi c'è una possibilità insomma che il ragionamento che ha fatto il Presidente Zaia sia confermato. Insomma, prima di agosto dovrebbero essere, se tutto va bene, dovrebbero essere quasi tutti i veneti, non dico tutti i 5 milioni, ma chi vorrà farlo, avranno la possibilità di avere il vaccino, diciamo. Sì, noi abbiamo dimostrato, appena abbiamo avuto il vaccino, siamo stati tra i primi a finirlo, la seconda fornitura di nuovo siamo stati tra i primi a finirlo. Noi purtroppo da domani sera qualche azienda, venerdì sera tutti, non avremo più vaccini, sabato e domenica non vaccineremo o vaccineremo pochissimo perché non abbiamo vaccini, stiamo aspettando altre forniture, le forniture sono settimanali, noi oggi siamo in grado di vaccinare molto di più delle dosi che abbiamo, quindi ben vengano se arrivano forniture più ricche, ben venga. Bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco con il direttore generale Luciano Flora, tra poco.